Massimiliano Monterosso, Rete Solida, voi da tanti anni avete questo progetto di recupero del cibo, domani è la giornata contro lo spreco alimentare. Padova è virtuosa in questo senso, riesce a recuperare grosse quantità di cibo, come fate? Allora, noi da tanti anni ormai abbiamo messo in atto una rete, come dice il nome, il progetto delle Acri di Padova, dove abbiamo messo insieme quello che è lo spreco che si può recuperare dalla produzione agricola, come in questo caso, ma anche dalla distribuzione dei supermercati, dalle mense scolastiche. Quindi dove c'è eccedenza noi facciamo in modo di recuperarla e di distribuirla a realtà del territorio, realtà benefiche che danno una mano alle persone che hanno bisogno, quindi mense, Caritas e quant'altro, con volumi estremamente importanti, in crescita. Solo per dire, un carico come questo di oggi vale insomma, più o meno 22-23 tonnellate di frutta che arriva fresca, è stato caricato ieri in Piemonte e arriva qua oggi, viene scaricato prima a Rovigo dove abbiamo un altro magazzino che fa una piccola parte, il resto arriva qui e questo è un carico che noi facciamo 2 volte al mese, quindi ogni 15 giorni questi sono i quantitativi che arrivano più o meno tutto l'anno, prodotti italiani che arrivano da tutta Italia, dalla Sicilia, il Piemonte, le Marche, il Veneto, e che vengono distribuiti a una platea di 10.000 persone più o meno su Padova e più o meno altrettante su Rovigo, che sono ovviamente legate all'associazione che con noi collaborano, più tutto il resto. Per dire, la frutta così l'anno scorso, 2020, abbiamo mobilitato più di 350.000 kg per un valore insomma, al dettaglio di più di $500.000, solo la frutta, più c'è tutto il resto che